Bene, buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. È sempre un grande piacere inaugurare i nostri corsi che, nonostante il passare del tempo e il numero delle lezioni, sono sempre molto frequentati. Oggi iniziamo con i mercoledì dell'architettura. Parlavo prima con i direttori, i curatori di questo ciclo e devo dire che è particolarmente interessante perché parleranno in diversi periodi di Venezia come si è trasformata nonostante sembri che tutto sia in moto e come sia forse complicato per chi deve intervenire restaurando, ripristinando determinati luoghi, come dico, sia difficile perché, come dicevamo prima, c'è sempre qualcuno che è il detentore dell'autenticità veneziana. Per cui chiunque fa qualcosa di diverso da quell'autenticità che, come dire, è definita da qualcuno che non sappiamo esattamente quale sia, viene additato come corruttore dell'architettura e insomma della tradizione. Quindi quello che i direttori di questo corso fanno in questo ciclo sarà molto interessante. E il mio è solo un saluto e un ringraziamento perché dedicano tempo e competenze a questi cicli, come poi si dimostra anche dal fatto che sono molto apprezzati, quindi un ringraziamento a Gianmario Guidarelli, a Paola Placentino e uno particolare al past president Guido Zucconi. Grazie. Buonasera a tutti, io semplicemente introduco e poi saranno i due giovani a continuare a costituire il clou della serata. Noi abbiamo parlato qui di Venezia incompiuta. Incompiuto è un termine che forse poteva essere sostituito da qualcosa di più esplicito rispetto a quello che volevamo dire. Forse il termine giusto sarebbe stato Venezia lacerata, ma lacerata è un termine drammatico. Non volevamo drammatizzare il quadro, ma in realtà la città è stata come strappata tra due modelli contrapposti. Da una parte la volontà di specchiarsi nella sua straordinaria originalità. Venezia è una città che non ha paragoni al mondo, è inutile che ve lo ricordi da tanti punti di vista, non soltanto rispetto alla morfologia, alla forma, ma anche a tutta una serie di aspetti di natura artistica, e dall'altra parte la necessità di adeguarsi ai modelli, al proprio tempo, a quello che di volta in volta il mondo, la società pone. E badate bene che questo dilemma non è solo dell'età contemporanea, forse tra 8 e 900 si esplicita in modo più chiaro quando arriva la ferrovia, quando arrivano le navi a vapore, quando arrivano le automobili, ma in realtà, ed è un po' il senso di questo ciclo, questo dilemma c'è almeno dal 400, almeno da quando l'architettura, ma non soltanto l'architettura, vedremo, esplicita questo contrasto. L'aspetto architettonico è quello che noi mettiamo in prima fila, perché crediamo che l'architettura abbia questa capacità di recepire, di fare da cartina di tornasole, ma in realtà sono tanti aspetti coinvolti da questo lacerante dilemma. Pensate solo al tema della mobilità. Venezia è una città di barche, ma fino a che punto diventa una città di barche e fino a che punto può mantenersi città di sole barche davanti agli imperativi del proprio tempo? E quando arriveranno treno, automobili e altri mezzi, fin dove spingerli rispetto alla città? Noi crediamo che molti dei progetti siano progetti in senso lato, sia legati a singoli episodi architettonici che a grandi interventi, rivelino un'alternanza di comportamenti. Da una parte la volontà di ribadire questa magnifica specificità di Venezia, di riconfermarla, e dall'altra parte di negarla. Possiamo fare degli esempi. Io quando vi parlerò comincerò parlando dell'età napoleonica, che è un'età che non guarda la specificità di Venezia, anzi tende a
eliminarla, porla in secondo piano. Voi pensate solo a questo fatto: Venezia fino all'età napoleonica era una città di barche e di traghetti, non era impensabile attraversarla a piedi come avviene oggi. Se voi volevate andare da un capo all'altro della città avreste dovuto prendere almeno 10 traghetti, come ha dimostrato Franco Mancuso in un bel saggio su questo argomento. Napoleone stesso, quando arriva a Venezia, Napoleone in realtà non arriva a Venezia, si colloca nella villa Pisania Stra e da là riceve una serie di architetti e comincia a chiedere: ma com'è che manca questo? Com'è che non c'è una piazza d'armi? Com'è che non c'è una passeggiata? Com'è che non c'è un ospedale civile? Quindi Napoleone in quel caso pone con molta forza il tema dell'omologazione. Non volevo usare questa parola, non bellissima, ma rende bene l'idea. Venezia è una città omologabile alle altre o no? E vedremo come buona parte dell'8 e 900 sul piano funzionale saranno sempre collocate lungo questa scia. Come omologare Venezia, come renderla una città come le altre pur mantenendo questo suo carattere specifico. E molti progetti incompiuti, ecco, ritorniamo a questo termine, sono tali proprio per questa incapacità di uscire dal dilemma. Quando pensiamo all'ospedale di Le Corbusier non realizzato, quando pensiamo al Masieri Memorial, non possiamo limitarci a dire ma l'amministrazione pubblica non aveva capito il valore, c'era stata una reazione accademica. No, la ragione è molto più complessa e secondo noi rimanda a questo dilemma. Questo dilemma, e se volete è un po' il dato nuovo, originale di questo ciclo, rimanda molto più lontano. Ripeto, non è soltanto un dilemma di carattere che riguarda il contemporaneo. Ci sono casi in cui, molti direi, in cui il progetto passa ma viene limitato. Pensate a cosa succede quando Rialto brucia. Quando c'è da ricostruire Rialto, si pensa a una Rialto costruita secondo blocchi regolari. Quella che si chiama renovatio urbis, rinnovamento della città, procede secondo modelli che in teoria non avrebbero nulla a che fare con la tradizione veneziana. E il progetto non viene completato, perché il progetto di Fra Gioconda era assai più ambizioso e coinvolgeva una parte molto più ampia della città. Oppure ci sono casi dall'altra parte del pendolo in cui il modello Venezia, il modello inteso in senso lato, arriva al punto tale da essere esportato fuori da Venezia. Un bel esempio è il villaggio San Marco. Il villaggio San Marco che noi oggi percorriamo in tram, soprattutto nella sua prima fase, nel primo settennio, riflette il tentativo di ricostruire una morfologia tipicamente veneziana. Erano tanti nuclei riuniti attorno a dei campielli, non a caso chiamati come tali, e poi però anche qui si arriva ad un'incompiuta, perché nel secondo settennio, rendendosi conto che la densità era troppo bassa, si costruiscono le torri e il viale che taglia il villaggio San Marco. Quindi un continuo oscillare, diciamo, tra questi due modelli che l'architettura esplicita molto bene. Naturalmente quando Venezia può espandersi al di là dell'insula, prima verso il Lido, poi verso la terraferma, parte di questo conflitto può essere risolto esportando una serie di funzioni e di modelli. L'industria a Marghera, tutta una serie di attività ricreative al Lido, in questo caso quindi il conflitto si attenua. Ma pensate a quello che accade dopo il 1850, quando Venezia deve costruire un porto moderno, cioè un porto dove il treno incontra le navi a vapore, dove ci sono dei depositi, un progetto complesso che darà vita a una discussione interminabile. Una delle ragioni per cui la stazione di Venezia viene costruita così tardi, 1875, 30 anni dopo l'arrivo della ferrovia, è proprio l'incertezza sulla ferrovia, dove deve arrivare, fin dove. C'era chi addirittura voleva la ferrovia di fronte a San Marco, alla Punta della Salute. Il progetto degli appelli che io vi farò vedere aveva una stazione di testa più o meno dove c'è la Salute. E naturalmente in questo tira e molla vengono fuori dei personaggi importanti. Pompeo Molmenti, nella seconda metà dell'Ottocento, si ergerà difensore di Venezia, scriverà parole di fuoco contro i ponti in ferro. I ponti in ferro diventeranno l'emblema di una Venezia che guarda non a se stessa, alla propria tradizione, ma a modelli completamente estranei. E riuscirà a farli
demolire e sostituire da ponti in pietra. Paradossalmente il ponte degli Scalzi è più recente del ponte in ferro che lo precedeva, anche se il ponte degli Scalzi ha un aspetto neocinquecentesco, e questo è abbastanza tipico di Venezia. Quindi né l'uno né l'altro dei due modelli alla fine finiscono, se non in pochi casi, a produrre dei progetti compiuti. Più spesso c'è una mediazione, c'è un tentativo di mediare. Voglio terminare con un esempio che mi pare abbastanza interessante di questo sorta di pendolarismo tra guardarsi nel proprio ombelico, la propria tradizione, e dall'altro guardare fuori, guardare un mondo che sta oltre la laguna. La Biennale di Venezia. Quando la Biennale di Venezia nasce negli anni 30 ha due settori. Il settore cinema, che è il primo, sarà il primo festival al mondo, guarda Venezia come fondale assolutamente secondario, viene collocata al Lido, potrebbe essere ovunque, il cinema evoca tutt'altro che non la Venezia storica. Pochi anni dopo comincia la Venezia teatro, che invece ha un intento completamente diverso, è profondamente radicata nell'originalità e nella specificità di Venezia. All'origine, nel 1936, tutte le rappresentazioni dovevano essere fatte nei campi e nei campielli veneziani, e infatti si recitano solo commedie di Shakespeare e di Goldoni, lo Shakespeare veneziano e molte commedie goldoniane. Due modi completamente diversi di guardare a questo binomio. Ma non voglio fare perdere tempo, sarà molto più interessante quello che diranno i miei due giovani colleghi, per cui mi fermo qui. Sappiate però che questa lacerazione costituisce, secondo me, un dato permanente nella storia di Venezia. Grazie. Allora, buonasera. Buonasera. Abbiamo deciso di organizzare queste giornate non in senso cronologico, ma in senso tematico, proprio per far vedere quello che diceva prima Guido Zucconi, per mostrare come ci siano dei temi ricorrenti, delle dinamiche, dei processi ricorrenti che attraversano perlomeno il periodo moderno della storia di Venezia. Per cui ci occuperemo di Ottocento, ci occuperemo di progetti incompiuti, non realizzati più che incompiuti, di progetti realizzati di Palladio per Venezia, ci occuperemo di palazzi costruiti fino a un certo punto e rimasti incompiuti, ci occuperemo appunto anche di costruzione e ricostruzione di ponti. E quindi abbiamo organizzato queste giornate con la lezione di oggi introduttiva, una lezione di Paola Placentino, Venezia incompiuta fra 5, 600 e 14 febbraio, il 21 febbraio Guido tra progetti napoleonici e l'età romantica, e io poi parlerò 28 febbraio in chiusura di corso di un rinascimento incompiuto, ma rinascimento che poteva anche avere una R minuscola. Nel senso, Rinascimento non soltanto come periodo ben determinato con esito di una periodizzazione storiografica, ma proprio come un'idea di rinascimento, di continua, l'aspirazione a una continua rinascita e la rinascita sempre come riflessione sulla propria identità. Questo, devo dire, è uno dei motivi ricorrenti nella storia, almeno dell'architettura di Venezia, il rapporto fra forma urbis, rappresentazione, forma architettonica e riflessione sulla propria identità. E questo riguarda non soltanto architetture, ma come diceva giustamente prima Guido, proprio programmi architettonici. E qui sì che si può parlare di incompiutezza. Nel senso, quando si inizia a pensare a edifici che di per sé un progetto prevede la realizzazione completa, ma anche di programmi architettonici, cioè di un'idea di intervento sulla città che è esito di una certa cultura e di un certo contesto e che prevede la realizzazione di parti di città, di trasformazione di funzioni urbane, fino ad arrivare alla scala architettonica. Ora, oggi abbiamo deciso di partire da un antefatto di tutta questa storia e da una persona precisa, perché una delle caratteristiche più straordinarie della storia dell'architettura veneziana è quella di essere un'architettura collettiva, corale.
In alcuni casi però ci sono dei committenti molto importanti che elaborano dei programmi architettonici che a loro volta sono espressioni di programmi politici. E uno di questi è Francesco Foscari. Francesco Foscari, in qualche modo, idealmente vogliamo metterlo all'inizio di questa storia. Perché? Perché sicuramente Francesco Foscari, il lungo dogato di Francesco Foscari, che ovviamente lo sappiamo è importante per quanto riguarda la storia politica, istituzionale di Venezia, da poco è stato dedicato a Francesco Foscari un importantissimo convegno all'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, e in quell'occasione si è anche riflettuto sull'architettura di Francesco Foscari. Qui lo vediamo ritratto come un regnante, non come il più alto dei funzionari di Stato, come un regnante. Ed è un dato di fatto che Francesco Foscari tenta in qualche modo di trasformare Venezia da comune a principato, banalizzando molto e semplificando molto, un po' come accadeva in molti altri stati italiani della prima metà del Quattrocento. Ora, quest'idea di trasformare Venezia in un principato, che ovviamente era destinata al fallimento, e in questo senso è un programma più fallito che incompiuto, in realtà di questo progetto possiamo vedere dei pezzi sparsi, dei pezzi, delle concretizzazioni separate fra di loro, sotto forma di architettura. E questa architettura, l'architettura di Francesco Foscari, cioè un'architettura che è ispirata, che è collegata in qualche modo al programma politico di Francesco Foscari, non è soltanto un'architettura di mattoni, pietra e legno, ma è anche un'architettura dipinta. E infatti da qui vorrei partire, cioè dalla Cappella dei Mascoli in San Marco. La Cappella dei Mascoli, che viene riallestita proprio sotto il dogato di Francesco Foscari, lo vedete, lo conoscete tutti, ma insomma tanto per capirsi dove siamo, nel fronte nord, nella parte nord del transetto di San Marco, la Cappella dei Mascoli viene riallestita proprio sotto Francesco Foscari. E io penso che si tratti di, nel riallestimento della Cappella dei Mascoli, i mosaici realizzati probabilmente da Michele Giambono, è ancora aperto la questione della attribuzione, vediamo già molto dell'architettura di Francesco Foscari, tanto da poter pensare che la Cappella dei Mascoli è una specie di manifesto del programma architettonico di Francesco Foscari come programma intriso di politica. Perché? Perché in questi edifici, come per esempio quello della nascita della Vergine e presentazione al Tempio, abbiamo elementi gotici, lo vedete a sinistra. Elementi gotici, questo è un palazzetto veneziano, con le sue logge, i suoi porticati, il suo linguaggio architettonico tardogotico, eccetera. Ma nella Visitazione abbiamo già un edificio che parla un linguaggio diverso da quello a sinistra. Eppure sono realizzati pur se in momenti diversi, con un unico programma decorativo della cappella. Nell'immagine a destra cosa vediamo? Vediamo un portico che allude molto alla forma dell'arco trionfale. Un arco trionfale a 3 fornici, di cui quello centrale è più largo e più alto degli altri, e vediamo già una sorta di gerarchia degli spazi commentata e resa visibile dagli ordini architettonici che a sinistra non ci sono. È questo il punto di passaggio fondamentale per chi si occupa di architettura moderna. L'ordine architettonico come la latinizzazione, iniziare a parlare in latino piuttosto che in volgare, cioè recuperare un linguaggio all'antica con la sua sintassi, il suo lessico e la sua grammatica. Ora, ancora più evidente lo vediamo nel transito della Vergine, lo vediamo nell'immagine a destra, dove l'allusione all'arco trionfale è ancora più evidente. Qui è proprio un arco trionfale addirittura con 2 ordini, un ordine maggiore in quadrante, queste lesene, e un ordine minore di imposta del grande arco. Questo è proprio un arco trionfale con la sua trabeazione,
la parte superiore che può essere anche associata in qualche modo a un attico, e anche tutto un apparato decorativo di decorazione architettonica che parla chiaramente un linguaggio all'antica. Ora, molto spesso si dice che Venezia è in ritardo rispetto al Rinascimento fiorentino. Uno degli obiettivi di queste nostre conversazioni vorrebbe essere in qualche modo sfatare quest'idea, che è già stata più volte sfatata, ma sfatare quest'idea. Innanzitutto che ci sia un punto di partenza del Rinascimento in architettura, Brunelleschi a Firenze, primi decenni del 400, e che poi via via questo linguaggio, questa nuova nuovo mondo dell'architettura che si rifà all'antico si allarga a macchia d'olio a tutta Italia e poi a tutta l'Europa e poi attraverso il palladianesimo a tutto il mondo. Bene, noi già da decenni sappiamo che in realtà non è questa la vera storia, perché non c'è un unico centro, il Rinascimento è policentrico in Italia ed esistono per ognuno di questi centri una diversa versione di Rinascimento, un diverso tentativo di parlare con gli antichi, insieme agli antichi, e di cercarne di adottare il linguaggio. In questo senso, ogni volta che un importante centro decide attraverso i suoi committenti, di cambiare il linguaggio architettonico, sto per dire introdurre, ma in realtà è cambiare il linguaggio architettonico, rifacendosi in qualche modo alla moda che arriva da Firenze, si rifà nei casi più avvertiti, dove c'è una cultura più raffinata, alle antichità locali. In questo senso si parla di local renaissance, di rinascimento locale, perché per ognuno di questi centri esiste non solo un diverso modo di affidare all'architettura programmi politici e culturali di quel principato lì, di quella corte lì, di quella città lì, di quella Roma è tutta un'altra storia, ovviamente lì c'è il pontificato, eccetera. Ma si cerca anche di recuperare la memoria locale, stabilendo una forma di continuità fra l'antica Roma e il 4 o 500. Venezia non fa eccezione a questo, per cui Venezia non è in ritardo. Venezia elabora diverse forme, diversi tentativi di elaborare una propria forma di rinascimento, finché a un certo punto in architettura non arriva Sansovino da Roma nel 1527 e impone un rinascimento che ha molto a che fare con quello romano, con quello che lui aveva visto nella generazione di Bramante e dei suoi allievi. La cosa interessante è che queste architetture molto probabilmente sono state disegnate da Andrea del Castagno, lui sì che arriva da Firenze, ed è lo stesso Andrea del Castagno che realizza negli anni 40 nella cappella di Sant'Arasio a San Zaccaria, che al tempo era la chiesa vecchia di oggi si chiama cappella di Sant'Arasio, ma allora era il coro di San Zaccaria, una serie un ciclo straordinario di affreschi. Perché? Cosa c'entra San Zaccaria con la Cappella dei Mascoli e con Francesco Foscari? C'entra perché c'è un'elite politica e culturale che progressivamente nel corso degli anni del Ducato di Foscari più o meno consapevolmente elabora un programma artistico, trattino culturale, trattino politico, tutto collegato. Tanto è vero che la badessa benedettina del monastero di San Zaccaria, che chiama Andrea del Castagno per realizzare questi straordinari affreschi, è Elena Foscari, la sorella di Francesco Foscari. Allora, Francesco Foscari molto probabilmente affida all'architettura dei messaggi, è consapevole del potere comunicativo, semantico dell'architettura, soprattutto in una città come Venezia. E quindi è interessante ripercorrere molto velocemente i principali cantieri in cui lui, come dire, porta avanti l'idea che visivamente viene evocata nella Cappella dei Mascoli, cioè un rinascimento in cui insieme all'adozione degli ordini architettonici si mantiene qualcosa della tradizione. Anzi, non c'è una contrapposizione fra questi due aspetti. È come se come se la tradizione rinnovasse se stessa attraverso delle novità, in questo caso gli ordini architettonici e il linguaggio all'antica. Vediamo se questo accade anche nell'architettura costruita. Prima committenza, ovviamente
la costruzione dell'ala di Palazzo Ducale sulla piazzetta. Questo era lo stato a inizio, diciamo a fine XIV secolo, quindi diciamo 2 dogati prima, quello di Francesco Foscari. Vedete come abbiamo il corpo principale rinnovato, quello della Sala del Maggior Consiglio, e sul bacino, e rimanevano sia sul canale sia sulla piazzetta 2 corpi di fabbrica ancora medievali. È qui, su questo corpo di fabbrica, cioè quello sulla piazzetta, destinato soprattutto alle attività giuridiche, che interviene Francesco Foscari, costruendo un corpo di fabbrica che è nient'altro che la continuazione dell'edificio trecentesco costruito sul bacino di San Marco. Esattamente identico. Si prende e si moltiplicano tutte il trattamento della parete, le proporzioni, il portico e la loggia, la cosiddetta loggia Foscara con la scala Foscara all'interno. Quindi perfetta continuità. E si pone poi il problema del contatto fra questo corpo di fabbrica e la Basilica di San Marco. Un problema molto importante da tanti punti di vista. In questo caso Francesco Foscari interpreta questo intervento architettonico proprio con una fortissima carica simbolica ed un significato politico ben evidente. Dal punto di vista spaziale si tratta di un vero e proprio andito, cioè l'ingresso monumentale dalla piazzetta al cortile, che andava a sostituire la Porta del Frumento, che originariamente era l'ingresso principale al cortile di Palazzo Ducale, quindi un andito che ha diverse funzioni. Innanzitutto ha un lato A e un lato B, cioè ha il lato verso la piazza, la cosiddetta Porta della Carta, e un lato verso il cortile, il cosiddetto Arco Foscari. In mezzo un portico voltato a crociera, che serve anche come contrafforte tridimensionale al transetto sud della Basilica di San Marco. Quindi ha funzioni spaziali, funzionali, il nuovo accesso a Palazzo Ducale, strutturali e anche comunicativi, diciamo così. Si tratta di iniziamo a guardarlo dall'esterno, cioè dal lato A. Nulla di più tradizionale apparentemente. Un portale con una trifora, con una serie di pilastri a sinistra e a destra e un fastigio mistilineo che chiude la composizione. Quindi una composizione organizzata per una successione di elementi verticali. Il tutto affollato di decorazioni gotiche e di sculture. Ma questo oggetto non può essere compreso se non a partire dalla sua scala urbana, perché è uno straordinario intervento che riorienta il cortile di Foscari, di Palazzo Ducale, e lo riorienta collegandolo, stabilendo un nuovo asse fra il cortile e il campanile attraverso una loggetta che probabilmente già esisteva e che poi verrà ricostruita in forme all'antica da Jacopo Sansovino. Quindi è un oggetto che ha molte funzioni. Sia all'interno, stabilire l'ingresso monumentale al cortile, collegando direttamente la piazza con quella che poi verrà costruita, cioè la Scala dei Giganti, che connette direttamente la piazza all'appartamento del Doge, all'appartamento privato del Doge, e poi verso l'esterno questo nuovo asse che collega appunto il nuovo ingresso al Palazzo Ducale con la loggetta. Ma questa funzione urbana è comprensibile attraverso uno strumento che è quello, noi oggi lo chiamiamo prospettiva, ma sarebbe sbagliato usare questo termine, sarebbe anacronistico per Venezia nella prima metà del Quattrocento. Diciamo punti di vista. Sapete che Venezia ha una ricchezza di spazi urbani, l'idea del sottoportico, che è una via di mezzo fra uno spazio aperto e uno spazio coperto, fra uno spazio privato e semiprivato, una ricchezza
di spazi urbani che è perfettamente visibile in questo caso. Per cui se noi usiamo questo cannocchiale visivo da più punti di vista, vediamo che il progetto di Francesco Foscari di collegare in modo innovativo la piazza interna di Palazzo Ducale con la piazza esterna, la piazzetta di San Marco, è stata portata organicamente a termine. È un progetto compiuto successivamente con la costruzione da una parte, dopo la morte di Francesco Foscari, della Scala dei Giganti, ma anche dall'altra, controcampo, con la loggetta di Sansovino. Quindi è un progetto che troverà compimento soltanto diversi dogi dopo. È compiuto? È incompiuto? Di sicuro abbiamo un linguaggio architettonico che ci dice molto. Ci dice per esempio che tanto gotico, tardogotico è il linguaggio all'esterno e tanta forza semantica ha il gruppo scultoreo di Francesco Foscari che si fa ritrarre quasi come monarca nella facciata di Palazzo Ducale, nel punto della facciata di massima visibilità, cioè l'ingresso, il nuovo ingresso monumentale. Tanto gotico è l'esterno, con questo apparato decorativo di sculture molto ricco, lo vedete, pieno di significati, la carità, la prudenza, la temperezza, la fortezza, che sono tutti elementi che, diciamo, fanno parte di un apparato celebrativo delle qualità del principe, appunto Francesco Foscari. Tanto strano e di difficile definizione è il linguaggio architettonico dell'interno, che verrà realizzato solo a partire dall'ultima parte del Ducato di Foscari, cioè l'arco Foscari all'interno, che inizia più o meno intorno all'inizio degli anni 50 e finisce soltanto nel 1470 circa. Perché è strano? Perché se noi lo guardiamo e cerchiamo di descriverlo, sicuramente ha molto a che fare questo con l'idea dell'arco, diciamo, monumentale. Sicuramente ci sono molti elementi dell'arco trionfale all'antica, d'accordo? Abbiamo degli ordini architettonici che, lo vedete, inquadrano l'accesso al piano terreno e inquadrano il grande loggiato al piano superiore, ma è una sorta di pastiche, scusate, di elementi, perché certo c'è un ordine architettonico, c'è un arco, ci sono due archi che nessuno dei quali è gotico, c'è un arco a tutto sesto al piano inferiore e un arco ribassato al piano superiore, ma è tutto, ci ricorda tutto fuorché un arco trionfale all'antica. Quello che ci ricorda, semmai, sono gli spigoli di San Marco, sono Piazza San Marco è una piazza fatta di spigoli, potrebbe essere descritta a partire dagli spigoli degli edifici, no? A partire dal mega spigolo che è il campanile di San Marco. Le colonne, se noi vediamo il confronto fra l'arco Foscari e gli angoli sud e nord della facciata del nartesce di San Marco, vediamo che c'è lo stesso uso delle colonne. Le colonne, in entrambi i casi, non sono, come nell'architettura all'antica, elementi ordinatori dal punto di vista proporzionale e dal punto di vista dimensionale, cioè il linguaggio all'antica, ma sono elementi decorativi, appiccicati lì, fatemi passare il termine. Quindi le colonne, cioè gli ordini architettonici sotto forma di colonne, sono quasi oggetti scultori, hanno lo stesso statuto compositivo delle sculture, così come avviene anche nella facciata di San Marco. Del tutto diverso è quello che accade praticamente negli stessi anni in un vero e proprio arco all'antica, in una situazione molto simile, l'ingresso monumentale a un palazzo principesco, Castelnuovo a Napoli, l'arco aragonese, che vedete inizia proprio nei primissimi anni del sesto decennio del 400, dove sì che abbiamo un arco trionfale, con tutto l'apparato riconoscibile all'antica. Guardate la differenza, abbiamo sì semicolonne in questo caso che danno un ordine, che danno una gerarchia fra gli elementi, differentemente da quello che succede nell'arco Foscari. E anche la scultura ha un ruolo diverso. La scultura nell'arco aragonese di Francesco Laurana è
integrata all'architettura, e è integrata non soltanto dal punto di vista, diciamo, simbolico, politico, ma è integrata anche come elemento, diciamo, subordinato rispetto all'ordine architettonico. L'ordine architettonico ci dà un telaio compositivo, all'interno del quale ci sono degli oggetti, nicchie, statue, decorazioni di vario tipo, che sono subordinate. Questo è il senso dell'ordine architettonico. Se poi scendiamo di scala e guardiamo l'ordine vero e proprio, la morfologia, vediamo come a Napoli abbiamo un bellissimo Corinzio all'antica, a Venezia, siamo gli stessi anni, abbiamo un capitello che pseudo-corinzio, tardo gotico. Ecco. Allora, certo però a Venezia non è che erano incapaci di fare archi trionfali all'antica, perché pochi anni dopo all'Arsenale nella Porta da Terra fanno un bellissimo arco di accesso, la Porta da Terra, che è molto simile anche proprio come composizione generale all'esempio napoletano. Vedete, due coppie di elementi verticali con una trabeazione che rileva in corrispondenza di questi elementi verticali. Questa si chiama trabeazione trionfata, no? Perché ricorda proprio gli archi di trionfo, e questa gerarchia fra l'ordine maggiore in quadrante e l'ordine minore di imposta dell'arco. Quindi non è che i veneziani non erano capaci di farlo, decidevano se farlo o no, decidevano se di volta in volta realizzare un tentativo di connubio fra la tradizione gotica e queste innovazioni, tentativi compiuti, incompiuti, punto interrogativo, e altre volte invece potevano realizzare dei programmi compiutamente all'antica. Ora, la cosa interessante, qui sto per finire, è che Francesco Foscari non costruisce soltanto nell'area marciana, ma costruisce per sé, per esempio, uno dei più rivoluzionari palazzi del Quattrocento veneziano. Ca' Foscari fa parte di questo programma, perché a Ca' Foscari abbiamo sicuramente elementi della tradizione come la tripartizione in pianta, l'organizzazione della facciata tripartita con la parte centrale più aperta e le parti laterali più chiuse, eccetera, eccetera. Ma soprattutto qui abbiamo qualcosa che è profondamente politico, perché se noi osserviamo le logge, le polifore al primo e al secondo piano nobile, soprattutto quello del secondo piano nobile, vedete che è una successione di archi con sopra questi cerchi, questi oculi quadrilobati, che è esattamente lo stesso partito architettonico in alto Ca' Foscari, in basso la loggia di Palazzo Ducale. È una forma di hubris. Nessuno si sarebbe mai permesso, neanche il doge, nessun patrizio veneziano si sarebbe mai permesso di costruire nel proprio palazzo una citazione così esplicita di Palazzo Ducale. Insomma, proprio nessuno no, perché qualche decennio prima era successo anche nella Ca' d'Oro. Quindi ci sono, vedete cosa vuol dire prendere dei pezzi di architettura e dargli un significato politico. Spostare questi pezzi da una parte all'altra vuol dire associare un certo significato politico a un edificio. E qual era il significato politico che Foscari voleva dare al suo palazzo di famiglia? Che lui era il principe, che quella era la residenza della famiglia del principe. Un po' come quello che stava succedendo in quegli anni a Firenze con i Medici. E un altro aspetto importante è il sovradimensionamento di questo edificio. Un edificio smisurato, gigantesco, fuori da quell'idea di parità fra tutte le famiglie veneziane che impediva di costruire case, palazzi intanto palazzi perché tutti si chiamano case, Ca' Foscari, non Palazzo Foscari, ma di costruire edifici residenziali più grandi degli altri, più ricchi degli altri, per stabilire almeno visivamente una ipotetica parità fra tutte le famiglie veneziane. Questo gigantismo però non è soltanto di Ca' Foscari,
e anche di un altro progetto, di cui vi parlerà molto meglio di me Paola Placentino, che Marco Cornera aveva affidato a Bartolomeo Bon nella realizzazione della cosiddetta Ca' del Duca. Si chiama Ca' del Duca perché poi il palazzo è passato a Francesco Sforza, duca di Milano, che affida il progetto di configurazione a Verulino o a Verlino. In questo caso, quindi, anche le dimensioni stesse dell'architettura, non solo il linguaggio, ma le dimensioni stesse sono significanti di un programma politico. Infine, per chiudere con Francesco Foscari, guardate la sua ultima dimora. La sua ultima dimora, cioè la tomba che si fa fare ai frari, non è altro che un'altra versione della Porta della Carta. Ha una organizzazione molto simile, per elementi messi uno sopra l'altro, organizzati in verticale, e con al centro di tutta questa composizione la figura del doge, vivo da una parte e morto da quell'altra. Grazie. Scusa, prima di passare a Paola Placentino, vorrei ricordare un aspetto che mi pare importante. John Ruskin, nelle Pietre di Venezia, sostiene che la Porta della Carta e l'Androne Foscari costituiscono la fine dell'architettura veneziana, intesa in senso originale, in senso autonomo. Dopo dice non è che un tentativo di rifare modelli che vengono da fuori. Quindi più o meno la pensava come te, solo a parti rovesciate. Però per me invece questo è l'inizio, non la fine di una storia. No, certo, perché voi la vedete diversa. Certo. Grazie. Buonasera a tutti. Mi aggancio proprio agli argomenti che sono stati introdotti dai miei colleghi per provare a fare anch'io una riflessione che parta dalla città per andare alla scala dell'architettura e mostrarvi come l'idea della città cambi nel corso del tempo. Con l'idea della città cambia anche il modo ovviamente di leggere il territorio, di leggere quello che c'è intorno e cambia il modo di progettare il nuovo, il modo di relazionarsi con la preesistenza. Inizio questa breve riflessione a partire da qualche disegno della laguna di Venezia realizzato circa la metà del Cinquecento da Cristoforo Sabadino. E, mi piaceva partire di qui perché queste carte ci mostrano almeno due cose. Da una parte, arrivati a questa data, la città è percepita nella sua interezza, nella sua complessità, e in questa complessità veneziana, in questa unicità veneziana, è chiarissimo che di questa complessità fa parte la laguna e si va anche al di là della laguna. Nella complessità veneziana, nel registrare la complessità di questo luogo, di questo territorio, di conseguenza ci si rende conto, il fatto stesso che si avverta l'esigenza di andare a registrare l'esistente, ci dice che la consapevolezza della complessità è piena da parte di chi amministra, da parte di chi studia, da parte di chi cerca di comprendere quello che è l'esistente, e ci fa capire chiaramente che è stata raggiunta la consapevolezza che c'è la necessità di organizzare questo territorio. Per poterlo governare è necessario conoscerlo e soltanto conoscendolo questo territorio e la sua città è possibile gestirlo.
Mi piaceva partire da queste considerazioni perché in qualche modo si legano proprio a quello che avete appena sentito. Gianmario Guidarelli parlava del piano fallito di Francesco Foscari, e anche nel Cinquecento abbiamo un altro doge che è Andrea Gritti, che ha una grande visione sulla città, ma la città che noi stiamo vedendo, la città che registra Cristoforo Sabadino, è in realtà la città che Gritti non è riuscito a governare come avrebbe voluto. Nella seconda parte del Cinquecento chi succederà a Gritti si renderà conto per altre vie, per pezzi, che bisogna controllare, pianificare, questa parola è un po' ambigua, però la utilizzo ugualmente, pianificare la crescita della città e anche in questo controllo della città l'architettura ha un ruolo fondamentale, perché attraverso l'architettura ormai la consapevolezza di chi amministra è piena da questo punto di vista, perché è tramite l'architettura che si comunica la grandezza dello Stato, la capacità dello Stato. È come se il ragionamento che Francesco Foscari, che vi ha appena illustrato Gianmario Guidarelli, è come se il ragionamento che Francesco Foscari stava elaborando a scala tutta personale nella sua committenza, arrivati alla seconda metà del Cinquecento, questo ragionamento fa un salto di scala e chi amministra Venezia sa bene che la comunicazione politica deve avvenire attraverso l'architettura. L'architettura a questo punto acquista un ruolo di rilievo, forse proprio perché Venezia non ha più quel ruolo egemone nel contesto internazionale e quindi ancor di più è fondamentale comunicare la propria rilevanza culturale attraverso l'architettura. Che cosa accade quindi nella seconda metà del Cinquecento? State vedendo Piazza San Marco. Quale luogo più di Piazza San Marco può parlare delle origini della città, del mito delle origini di Venezia? Quale luogo più di Piazza San Marco è esso stesso sintesi della Repubblica, no? Quindi è un luogo che raccoglie tutte le cose che abbiamo detto fino ad ora, tutte insieme. Ebbene, la piazza, lo sapete tutti, la piazza che noi oggi conosciamo nella seconda metà del Cinquecento ancora non aveva, era molto più simile a quello che ci mostra Jacopo de Barbari. Dunque che cosa si fa? Ci si rende conto che arrivati a questo punto della storia è fondamentale completare dopo tutte le grandi e lunghe discussioni su quale forma doveva assumere la piazza. Finalmente ci si rende conto che non c'è più tempo e che è necessario che il luogo simbolico della Repubblica abbia finalmente una definizione all'altezza del ruolo che la Repubblica vuole confermare nel contesto internazionale. L'incendio di Palazzo Ducale è un discrimine e potrei dire che quell'episodio diventa la spinta per rimettere mano alla città e questo rimettere mano alla città parte dai luoghi simbolici e quindi la piazza è Rialto, per poi cominciare ad allontanare lo sguardo e andare altrove. Partendo però sempre prima di ogni altro luogo, dopo la piazza e Rialto, l'Arsenale, il luogo della forza
militare e politica nello stesso tempo della Repubblica, si mette mano a questi luoghi. Nella riorganizzazione della città, nell'idea di dare corpo ad una serie di funzioni sotto il controllo dello Stato, è la funzione proprio che guida la mano di chi governa. Quindi vedete qui le prigioni. Lo sguardo di Jacopo De Barbari sul bacino è un occhio privilegiato che ci aiuta a guardare come i forestieri arrivavano a Venezia e di conseguenza in modo analogo a quanto si era fatto per Palazzo Ducale, no? Partendo per il suo cantiere ricostruttivo proprio dal fronte sul bacino, anche in questa seconda fase in questa seconda parte del Cinquecento, quando si rimette mano alla città, dopo aver discusso e deciso su Rialto e su San Marco, è proprio l'occhio dal bacino che governa le scelte. Le prigioni nuove, Antonio da Ponte che diventa proto di tutte queste grandi operazioni. Le prigioni nuove finalmente vanno a far diventare il Palazzo Ducale il luogo esclusivamente dell'amministrazione, quindi dell'amministrazione dello Stato, del governo dello Stato con l'appartamento del Doge, quindi allontanando le carceri dal palazzo e suggellando con il Ponte dei Sospiri proprio il collegamento tra le aule di giustizia e il luogo della pena. E sempre in questa seconda metà del Cinquecento la piazza si avvia ad avere la conformazione che noi oggi conosciamo e che quindi, come vedete, questa piazza che fin dal XIII secolo è il luogo identitario per la città, la piazza, il palazzo e la cappella sono i luoghi evocati fin dai manoscritti trecenteschi per citare Venezia. Questa piazza in tutti questi secoli viene trasformata e ancora siamo alla fine del Cinquecento, non è ancora quella che Canaletto ci mostra. Per arrivare alla definizione della piazza sapete bene che bisognerà aspettare i primi anni del Settecento per vedere finalmente le ultime arcate in fondo sulla parte più a ovest della piazza verso il completamento. L'occhio di De Barbari dal bacino, vi stavo dicendo prima, è un occhio privilegiato perché ci fa vedere come il bacino, proprio in questo fine di secolo, con gli inizi del XVII, viene costellato di edifici dello Stato che mettono a punto una serie di funzioni pubbliche legate al benessere dei propri cittadini, i forni da biscotto, i magazzini del grano. Una Repubblica che va agli inizi del Seicento a riorganizzare se stessa, esibendo sul bacino, cioè nel luogo dove mostra il proprio volto agli stranieri che vi arrivano dalle bocche di porto, mostra, esibisce la sua efficienza, il suo essere diventata finalmente una città moderna che organizza le sue funzioni in edifici nevralgici posti sul bacino che raccontano appunto di questa Repubblica, l'unica Repubblica in Europa dalla vita così lunga.
E a proposito di come cambia il modo di leggere la città, è sempre tra il finire del 5 e l'inizio del 600 che nella riorganizzazione del territorio e della città si pensa al sistema di assistenza, un sistema di assistenza che deve farsi carico dell'educazione o del mantenimento di chi non ha i mezzi, non ha le possibilità. E anche in questo caso abbiamo luoghi che ci mostrano, come questo agli Incurabili alle Zattere, che ci mostrano tracce, lacerti, come diceva Guido Zucconi, di qualcosa, in questo caso che non c'è più, perché le necessità funzionali del XIX secolo hanno portato agli Incurabili alla demolizione della chiesa. E mi piaceva oggi parlarvi di questo luogo di cui è rimasta soltanto una traccia. Vedete che la pavimentazione all'interno del cortile degli Incurabili ci parla della conformazione originaria di questa chiesa, che quindi si ergeva con questa forma centralizzata nel mezzo di questo cortile. De Barbari ci mostra come l'ospizio degli Incurabili va a sorgere in un'area che era completamente occupata da squeri, che viene convertita appunto nel XVI secolo. Eccola qui la pianta settecentesca di questo ospizio. Mi piaceva parlare di questo luogo non più esistente, di cui abbiamo una traccia a terra, perché è un luogo intorno al quale poi si gioca anche uno dei tratti identitari della Repubblica, se pensiamo, se ci ricordiamo che quello che accade qui agli Incurabili è la messa a punto di una tipologia di chiesa adatta per la musica, che poi andrà ad informare, andrà a influire su quel luogo che è la Pietà e che farà diventare nel Settecento Venezia famosa in Europa per la sua acustica e per la bellezza del canto delle sue ragazze, oltre che per le esecuzioni musicali in generale, per le esecuzioni musicali all'interno. Eccolo qui il lacerto planimetrico che abbiamo, la ricostruzione di quello che era lo spazio musicale agli Incurabili. E anche in questo caso non solo parliamo di un modello architettonico che oggi non c'è più, ma ha costruito la storia musicale di Venezia, ma parliamo di un modello che, quando viene messo a punto tra XVI e XVII secolo, va a recepire modelli stranieri, modelli foresti, perché intorno proprio a questi nuovi luoghi di assistenza si vanno a sperimentare planimetrie di esiti, di ricerche progettuali esperiti anche fuori dalla Repubblica. Vi ho portato pochi esempi di come, qui siamo nel pieno Cinquecento a Roma, Antonio da Sangallo, un architetto imprenditore edile della Roma del primo Cinquecento, vedete come inizia a sviluppare quest'idea del luogo di assistenza sviluppato simmetricamente, posizionando nel mezzo uno spazio centralizzato. E per tornare a progetti più vicini alla Chiesa degli Incurabili, che non abbiamo più, due chiese a pianta centrale,
sempre di origini, da un lato a sinistra una pianta romana e a destra un trattato da un libro di Serlio, un trattato di architettura. Serlio transita anche per Venezia. Vedete come i modelli stranieri appunto circolano, ovviamente, è inutile dirlo, e il modello foresto diventa qualcosa di, agli incurabili, diventa qualcosa di assolutamente veneziano, tanto veneziano da poi andare a definire lo spazio musicale del Settecento. Eccolo qui poi dall'alto l'ospedale dei mendicanti, l'altro luogo di assistenza pubblica, dove vedete nella prima foto aerea si vede come lo schema di Antonio da Sangallo, perdonate così la semplificazione, ma è per evocare immediatamente la pianta che avete visto un attimo fa. Vedete come l'ospedale dei mendicanti va ad adottare quello schema del luogo di assistenza diciamo romano, dove sui due cortili simmetricamente disposti viene collocata nel mezzo il luogo religioso, la chiesa che anche a Venezia è collocata nel mezzo, non con un impianto centralizzato ma ad aula unica. Eccolo qui il nostro impianto. Ultimo tassello di questi luoghi della funzionalità della Repubblica legati all'assistenza, il progetto di Massari per la Pietà che vi ho evocato prima. Vedete come nelle origini della proposta di Massari l'ospedale della Pietà avrebbe unito le sperimentazioni dei secoli precedenti che abbiamo appena visto, quindi i progetti romani con le piante simmetriche e lo spazio del culto nel mezzo, ma anche in questo caso sapete bene che alla Pietà il progetto è incompiuto, ma questo non ha impedito a quel luogo di diventare un luogo identitario per Venezia. Come dice? Sì, esattamente, con la musica e anche con Vivaldi. L'incontro della prossima settimana, come vi anticipava Gianmario Guidarelli, sarà dedicato all'architettura residenziale e quindi utilizzo il Palazzo di Scarpagnino in Campo Santo Stefano per mostrarvi fisicamente quello che accade a Venezia nella seconda metà del Cinquecento, cioè il periodo da cui io sono partita. Ho parlato di come l'occhio sulla città cambi tra il 5 e il 600, come la Serenissima ripensi la città, l'organizzazione della città, le funzioni che la città deve avere e offrire ai suoi cittadini. Ma in questo lungo processo c'è anche l'apporto delle famiglie veneziane e il progetto di questo palazzo in Campo Santo Stefano ci fa vedere la transizione, quello che accade nel Cinquecento, proprio perché il palazzo ha questi due volti. Il volto più antico è quello della fine del 5 e dell'inizio del 600 che esibisce questa facciata in pietra d'Istria con queste semicolonne, ordini sovrapposti, parlandoci di un rinascimento maturo che ormai sta varcando il secolo.
La parte realizzata in pietra d'Istria, come vedete, appartiene ad un ultimo, agli ultimi decenni del Cinquecento, ad una fase appunto di ampliamento del palazzo Loredan Mocenigo, un palazzo che ho scelto per chiudere questo excursus sulla città tra 5 e 600, per ricollegarmi all'architettura residenziale che vedremo la settimana prossima, ma anche perché è un palazzo unico nel suo genere, perché sebbene esibisca nella facciata sul campo questa polifora, quindi alludendo alla casa tradizionale veneziana, quel salone passante che abbiamo visto poco fa anche in Ca' Foscari, in realtà sapete tutti che il palazzo è assolutamente unico, perché dietro quella polifora che allude alla tradizione c'è un salone trasversale che invece va a proporre un'altra lettura della tradizione. In questo caso ovviamente l'altra lettura della tradizione è dettata dai condizionamenti del sito e dalle necessità del committente, ma è comunque questo fisicamente questo palazzo ci mostra come la tradizione sia qualcosa di malleabile, e l'architettura può aiutarci a capire come in realtà non ci sia un'idea unica e assoluta di tradizione, ma come questa tradizione può essere cambiata, modellata e recepire costantemente il nuovo. Grazie. Ci sono domande, richieste di chiarimenti? Nessuna domanda? Allora ci vediamo tra una settimana. Grazie di essere intervenuti.